Buonasera a tutti, benvenuti, siete in tanti e ci fa molto piacere. Prima di iniziare questo incontro io do la parola alla direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, la professoressa Silvia Bonanini, per un saluto. Grazie Luigi. Buonasera a tutti e a tutti. In qualità di direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, per me è un onore portare i saluti istituzionali in occasione di questo convegno. Innanzitutto desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai relatori e a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo incontro, che affronta un tema di straordinaria attualità e decisamente importante. Discutere di giustizia, di strumenti referendari, di società civile significa collocarsi nel cuore pulsante della democrazia costituzionale. Il rapporto fra giustizia e società è da sempre uno dei nodi più delicati e significativi del nostro ordinamento. La giustizia non è soltanto un insieme di norme e di procedure, è un servizio pubblico essenziale, è garanzia dei diritti, è presidio di legalità, è fondamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Quando discutiamo di giustizia, discutiamo della qualità della nostra democrazia. Allo stesso modo il referendum rappresenta uno degli strumenti più alti di partecipazione popolare previsti dalla nostra Costituzione. Consente ai cittadini di intervenire direttamente su scelte normative di grande rilievo, rendendo tangibile il principio di sovranità popolare. In questa prospettiva, il prossimo referendum costituzionale del 22 e 23 marzo assume un significato peculiare perché chiama il corpo elettorale a esprimersi su una proposta di revisione della Costituzione della Repubblica Italiana, incidendo dunque sull'assetto dei poteri e sugli equilibri del nostro ordinamento. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento poderoso, il referendum richiede consapevolezza, informazione, approfondimento. Richiede, in altre parole, luoghi di confronto serio e qualificato come quelli di oggi. Incontri come questo svolgono una funzione preziosa per la società. Offrono uno spazio di dialogo tra accademia, professioni giuridiche, istituzioni e cittadinanza. Consentono di superare la superficialità del dibattito pubblico, talvolta condizionato da semplificazioni o polarizzazioni, per restituire complessità, rigore scientifico e pluralità di prospettive a temi che incidono concretamente sulla vita delle persone. L'università, e in particolare un dipartimento di scienze giuridiche, ha una responsabilità specifica in questo processo. I nostri compiti istituzionali non si esauriscono nella didattica e nella ricerca, pur fondamentali, ma si estendono alla cosiddetta terza missione, vale a dire al trasferimento delle conoscenze, alla promozione del dibattito pubblico, al contributo alla crescita culturale e civile del territorio. Aprire le nostre aule alla città, favorire il confronto fra studiosi e operatori della giustizia significa rafforzare il legame tra università e società. Significa riconoscere che il sapere giuridico non è autoreferenziale, ma vive e si alimenta nel dialogo con la realtà sociale, con le sue istanze e le sue trasformazioni. Un confronto aperto e plurale su temi come la giustizia e il referendum contribuisce a rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità. Aiuta a comprendere che le riforme istituzionali non sono questioni tecniche riservate agli addetti ai lavori, ma incidono sull'equilibrio tra poteri, sulla tutela dei diritti fondamentali, sull'effettività delle garanzie. In un tempo in cui la comunicazione è rapida e spesso frammentata, momenti di approfondimento come questo assumono un valore ancora più rilevante. Ci invitano ad ascoltare argomentazioni diverse, a confrontare tesi, a valutare dati e implicazioni con spirito critico. E proprio lo spirito critico è una delle competenze più importanti che l'università è chiamata a coltivare, soprattutto nelle nuove generazioni. Mi rivolgo in particolare alle studentesse e agli studenti presenti e a tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questo incontro in presenza e in streaming. Partecipare a iniziative come questa significa entrare nel vivo delle questioni giuridiche contemporanee, comprendere come il diritto si confronti con i problemi concreti, maturare una consapevolezza che va oltre lo studio dei manuali. Significa diventare cittadini informati e responsabili. Sono certa che il dibattito odierno, grazie alla competenza e all'autorevolezza dei relatori, offrirà spunti di grande interesse e contribuirà ad arricchire il confronto pubblico su temi centrali per il nostro ordinamento. Nel ringraziare ancora tutti i presenti, gli organizzatori e i relatori per il loro impegno, auspico che questo incontro rappresenti non solo un momento di riflessione,
ma anche un esempio virtuoso di come l'università possa farsi un luogo di dialogo, di approfondimento e di servizio alla comunità. Auguro pertanto a tutti voi buon lavoro. Grazie. Grazie direttrice, di nuovo benvenuti a tutti. Chiedo alla regia di verificare se vi siano poi degli inserimenti di qualcuno che vuole ascoltare in streaming. Allora, nel solco di quanto appena detto dalla direttrice, noi cercheremo di offrire alcuni spunti di riflessione in merito all'imminente referendum costituzionale, cercando se possibile di concentrare il dibattito su aspetti di carattere tecnico, perché se ne sentono chiaramente di tutti i colori, ma il nostro tentativo è quello di riportare il discorso al contenuto della proposta di riforma, alle critiche e agli apprezzamenti che essa sono stati rivolti. Mi è stato chiesto e molto volentieri accettato di introdurre e moderare questo incontro. Prima di tutto vorrei ringraziare chi si è prodigato, forse più di tutti, per organizzarlo, o chi per primo ha avuto l'idea, che è la professoressa Laura Montanari, la quale in tempi non sospetti ha proposto un incontro di questo tipo ben prima che il dibattito si facesse così vivace. Dicevo, introdurre e moderare. Penso che il secondo compito sia relativamente agevole, vista la preparazione e l'autorevolezza degli oratori che mi seguiranno, e su questo sono fiducioso. Credo invece che introdurre il tema non sia così semplice, perché la riforma è di carattere estremamente tecnico, va a toccare una parte di quello che è il titolo quarto della Costituzione e va a toccare soprattutto la cosiddetta organizzazione della magistratura. Prima di tutto però vorrei sottolineare un aspetto che riguarda il senso stesso della revisione costituzionale, cioè inserire un principio in Costituzione o eliminarlo significa limitare o circoscrivere la discrezionalità del legislatore ordinario. Cioè, ricordiamoci sempre che le Costituzioni nascono come limiti, una volta era un limite al sovrano, oggi è un limite al Parlamento. Se introduco un principio in Costituzione, cristallizzo, irrigidisco un determinato assetto e impedisco al legislatore ordinario di approvare una legge che in modo più rapido possa contraddire questo principio. Ed è questo che dovremo considerare, credo, in via principale nell'analizzare il contenuto di questa proposta di riforma. L'oggetto appunto riguarda alcuni articoli del titolo quarto della parte seconda della Costituzione. Formalmente la proposta tocca 7 articoli, ma alcuni in misura assai minimale. Il nocciolo si concentra su 3 disposizioni, l'articolo 102, l'articolo 104 e l'articolo 105. Che cosa non cambia nell'assetto complessivo della magistratura, del ruolo dei giudici e del loro inquadramento costituzionale? Moltissimo rimane invariato il principio per il quale la giustizia è esercitata e amministrata in nome del popolo, rimane il principio fondamentale, articolo 101 secondo comma, per il quale il giudice è soggetto solo alla legge, rimane il principio che alla magistratura si accede mediante concorso, rimane l'inamovibilità dei magistrati, salvo provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura, oggi dei Consigli Superiori della Magistratura, qualora la riforma venisse approvata. Rimane il richiamo alle garanzie del pubblico ministero affidato alla legge, l'articolo 107, che già oggi lo prevede. Rimangono ancora gli articoli 109 e 112 nella parte in cui rispettivamente affidano al PM la possibilità di avvalersi direttamente della polizia giudiziaria e nella quale fanno incombere sul PM l'obbligo di esercitare l'azione penale. Questo è ciò che rimane immutato, anche se poi si potrebbe discutere se la modifica di altre disposizioni comunque impatti anche sulla interpretazione delle precedenti.
Però dicevo, il cuore della riforma si concentra su 3 disposizioni. La prima è l'articolo 102. L'articolo 102 oggi affida la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Il 102 primo comma subirebbe un'integrazione con questa precisazione, che le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano altresì, oltre agli altri contenuti che avranno, le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Quindi viene introdotta un'esplicita menzione del ruolo dei magistrati giudicanti e del ruolo dei magistrati requirenti. Per capirci, del ruolo di chi giudica le controversie di qualunque genere, se siano civili o penali, e del ruolo dei magistrati requirenti, il magistrato del pubblico ministero, che ha alcune funzioni in materia di processo civile e vede concentrato, diciamo, quantitativamente il grosso delle sue funzioni nel processo penale, e cioè nell'esercizio dell'azione penale, che consiste quindi nella ricerca di possibili ipotesi di reato, nella richiesta di rinvio a giudizio dei presunti responsabili e nel sostenere le parti dell'accusa nel processo. L'articolo 104, in coerenza, diciamo, con questa distinzione tra le carriere giudicanti e requirenti, coerenza all'avviso di chi propone la riforma, ribadisce al primo comma che la magistratura, che è ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Qui l'accenno è sulla carriera, quindi esiste una carriera giudicante ed esiste una carriera requirente, le quali quindi vengono distinte secondo i propositori della riforma. E successivamente viene introdotta questa suddivisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che oggi è un unico organo, in 2 distinti consigli superiori. Uno dedicato alla magistratura giudicante e uno dedicato alla magistratura requirente. Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che si occupa dei provvedimenti che riguardano la carriera dei magistrati, quindi dall'assunzione in servizio ai trasferimenti, alla nomina dei responsabili degli uffici giudiziari, oggi all'esercizio del potere disciplinare, al collocamento in quiescenza e così via. All'esito della riforma, questo organo verrebbe spezzato sostanzialmente in 2 organi distinti. La composizione dei 2 organi seguirebbe la stessa proporzione che caratterizza l'attuale CSM. Oggi, ai sensi del vigente articolo 104, il Consiglio Superiore della Magistratura è formato da 3 membri di diritto: il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Ed è formato poi da un numero di componenti eletti da magistrati e da un numero di componenti eletti dal Parlamento in seduta comune. I costituenti hanno voluto cristallizzare una proporzione, non un numero fisso di componenti, ma una proporzione: 2/3 eletti da magistrati, 1/3 membri eletti dal Parlamento in seduta comune. All'esito della riforma, entrambi i consigli superiori avrebbero 2 membri di diritto, sempre il Presidente della Repubblica, che andrebbe quindi a presiedere entrambi gli organi. Da un lato il primo Presidente della Corte di Cassazione nel CSM della magistratura giudicante, dall'altro lato il Procuratore Generale della Cassazione nel CSM della magistratura requirente. Per gli altri membri rimarrebbe la proporzione 2/3, 1/3. Cambierebbe però la modalità di designazione, perché per quanto concerne i componenti individuati dal Parlamento in seduta comune, si tratterebbe di professori ordinari all'università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, come oggi, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione e poi questi verrebbero estratti a sorte. Gli altri 2/3 verrebbero estratti a sorte tra i magistrati. Quindi si sostituisce un sistema di elezione con un sistema di estrazione a sorte. L'altra disposizione che subisce un profondo cambiamento è l'articolo 105. L'articolo 105 è dedicato alle funzioni del CSM, nella parte in cui, come dicevo prima,
gli si affida la competenza sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sui trasferimenti, sulle valutazioni di professionalità, si chiamerebbero così all'esito della riforma, oggi si chiamano promozioni, sui conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Ma ciò che cambierebbe profondamente sarebbe l'affidamento della funzione disciplinare, cioè del compito di verificare se i magistrati abbiano osservato il loro codice di condotta disciplinare che differenzia la loro modalità di comportamento da quella dei comuni cittadini, per il resto essendo essi tenuti a rispettare le leggi come tutti. Ecco, questo compito, l'esercizio del potere disciplinare, verrebbe affidato ad un nuovo organo che prenderebbe il nome di Alta Corte Disciplinare. L'Alta Corte verrebbe composta da 15 giudici, 3 nominati dal Presidente della Repubblica, anche qui tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio, 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso degli stessi requisiti, quindi professori o avvocati con una certa anzianità, che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione, quindi un'elezione di un numero di persone tra i quali verrebbero sorteggiati 3 componenti, e successivamente 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti ugualmente estratti a sorte. Mentre con riguardo ai consigli superiori della magistratura, per quanto concerne l'estrazione a sorte tra i magistrati, vi è un rinvio pressoché totale alla legge, nel senso che la legge dovrebbe indicare quali sarebbero i requisiti per poter partecipare, essere ammessi all'estrazione a sorte. Per quanto concerne l'Alta Corte, l'articolo 105 è più specifico, relativamente più specifico, perché si riferisce agli appartenenti alle categorie giudicanti e requirenti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Questo quindi il nocciolo della riforma, quindi alcune disposizioni lievemente modificate ma conseguenziali a questi 3 interventi, quindi per un verso l'identificazione di 2 carriere separate tra magistrati, giudicanti e requirenti, per altro verso l'introduzione di 2 consigli superiori della magistratura in luogo di uno per la magistratura giudicante e l'altro per la magistratura requirente, e da ultimo l'istituzione dell'Alta Corte Disciplinare per il solo esercizio del potere disciplinare. Bene, con questa premessa adesso credo che si possa dare corso al nostro dibattito. Gli oratori hanno concordato alcuni interventi su alcuni aspetti specifici della riforma e darei anzitutto la parola al professor Mazzarolli, il quale si soffermerà sul procedimento di revisione costituzionale, quindi quello che ha condotto alla riforma, e sul tema dei limiti alla revisione costituzionale. Grazie. Un ringraziamento al professor Girotto per questa introduzione e un ringraziamento alla direttrice Bolognini per la sua premessa. Sì, abbiamo stabilito di scambiarci la voce il più possibile, quindi parlando noi il meno possibile, in maniera da avere uno scambio di più battute a testa e poi, se riusciamo, di lasciare la parola anche al pubblico per eventuali domande. Io mi tengo all'inizio una parte tipica del costituzionalista, cioè del cultore di diritto costituzionale. A questa riforma si arriva con un procedimento che segue una previsione costituzionale, che è quella di cui all'articolo 138 della Costituzione, che è scritta apposta perché si possono ritoccare una o più norme della Carta Costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Questo procedimento ha 2 particolarità. La prima è che è un procedimento più grave rispetto a quello che serve a mettere in opera una legge ordinaria e quindi garantisce in questo modo la cosiddetta rigidità. Grazie. Prego. Prego. È aggravato perché è più pesante di quello che serve per approvare una legge ordinaria e per altro verso è un procedimento che garantisce il corpo della Costituzione.
perché per mettere mano al testo della Costituzione serve uno sforzo maggiore del Parlamento, che passa attraverso una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due Camere, e questa approvazione ha necessità in seconda battuta da parte di tutte e due le Camere che si giunga a una certa soglia di voti. Se in entrambe le Camere si raggiungono i 2/3 dei componenti, maggioranza altissima, non si può dare luogo a referendum. Non è che si possa, proprio non si può. Perché vuol dire che quella alta maggioranza parlamentare si è già espressa anche a nome di tutti gli elettori, di tutte le diverse forze politiche appartenenti al Parlamento. Questa altissima maggioranza non è stata raggiunta in nessuna delle seconde votazioni, né alla Camera né al Senato. Il referendum è stato chiesto, ed è stato chiesto, cosa anomala e nuova per noi, è stato chiesto da più parti. È stato chiesto da una quota della minoranza della Camera, da una quota della maggioranza della Camera, da una quota della minoranza del Senato, da una quota della maggioranza del Senato e anche dai 500.000 elettori di cui parla l'articolo 138 della Costituzione. Mancavano solo i 5 consigli regionali di cui pur l'articolo 138 parla e avremmo fatto l'ampliamento. Comunque, chiesto è stato chiesto, chi deve giudicare sulla richiesta è la Corte di Cassazione, che ha detto che le richieste erano formulate in maniera corretta, ha rivisto il quesito, per cui ciò che ci troveremo davanti è dire di sì o dire di no alla riforma, così come è stata approvata in seconda battuta dalle due Camere del Parlamento, con un quesito che specifica anche gli articoli toccati e che ha elencato prima il professor Girolamo. Seconda parte di questo mio primo intervento. Non è una novità che la Costituzione venga toccata dal Parlamento. Lo dico per sottolineare uno degli ennesimi dati che circolano in maniera un po' confusa in questi giorni. La Costituzione è stata ritoccata molte volte nel corso di questi, direi, 60 anni di vita repubblicana, perché si è cominciato a toccarla 20 anni dopo che era entrata in vigore. La prima legge di riforma della Costituzione risale all'inizio degli anni 60. Ma prego. Abbiamo un problema con Teams. Sì, mi va benissimo. Chi è collegato su Teams è pregato di spegnere il microfono. Ah, ecco, chi è collegato su Teams dovrebbe chiudere il microfono. Se no sentiamo tutte le telefonate. Se no sentiamo tutte le telefonate. Io amplifico la diretta. La prima riforma risale all'inizio degli anni 60, poi via via i ritocchi alla Costituzione si sono fatti sempre più frequenti nel corso degli anni. In tema mi basti dirvi che sui 139 articoli della Costituzione, ben 38 sono già stati ritoccati da riforme costituzionali. E sottolineo un altro dato. La Costituzione è fatta di principi fondamentali, di una prima parte, di una seconda parte e di disposizioni di chiusura, diciamo così, le transitorie finali, che costituiscono la quarta parte ideale del testo costituzionale. Le riforme fino ad ora, contrariamente a quello che si diceva un tempo, hanno toccato tutte e 4 queste porzioni della Carta Costituzionale. Sono stati modificati principi fondamentali, è stata toccata la prima parte della Costituzione, è stata toccata profondamente la seconda parte della Costituzione e una volta è perfino capitato che il legislatore costituzionale intervenisse sulle disposizioni transitorie finali. Questo lo sottolineo in maniera asettica per dirvi che quindi non esistono porzioni della Costituzione che il legislatore non può toccare. Non esistono limiti qualitativi di riforma della Costituzione, tranne che in un caso. E questo forse è un elemento di novità per chi non pratica il diritto costituzionale. Con l'articolo 138 della Costituzione si può modificare la Costituzione, ma si può modificare tutta? La risposta è no. La risposta è no, detto sempre e da più parti, detto dalla dottrina, detto anche dalla giurisprudenza costituzionale.
La Costituzione non si può modificare in quelli che la Corte chiama principi supremi dell'ordinamento, o se volete principi fondamentali dell'ordinamento, basta che non facciamo confusione con quella porzione della Carta Costituzionale. Sono principi che la Corte definisce posti a base anche della Costituzione, di talché neppure il legislatore costituzionale può mettere mano ad essi senza sconvolgere l'assetto costituzionale. Faccio un'esemplificazione banale per farmi capire da tutti. Il legislatore costituzionale non potrebbe dire domani, con legge costituzionale, è abrogato l'articolo 3 della Costituzione che reca il principio di uguaglianza. Non potrebbe, perché farebbe venir meno una delle garanzie sostanziali su cui si fonda tutto l'impianto della Costituzione italiana. Però, rispettati questi principi supremi, che hanno un loro problema, e il problema è quello della loro individuazione, rispettati questi principi supremi, la Carta Costituzionale si può modificare tutta. Vi ho già detto, 38 articoli già modificati, è un terzo della Carta Costituzionale, ridendo e scherzando. Ma soprattutto vi faccio due esempi concreti. Uno di una legge costituzionale varata. Siamo all'inizio del 2000, siamo nel 2001, il legislatore costituzionale cambia praticamente del tutto il titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Quindi mette mano a un intero titolo, sostituendo, modificando, abrogando in toto o in parte gli articoli della Costituzione che trattano di regioni, province e comuni. Di più, nel 2016, e mi avvicino a noi, invece c'è un tentativo di riforma costituzionale che non giunge a compimento perché il popolo, in sede referendaria, si esprime contro questo cambiamento. Ma in pochi si ricordano la sostanza proposta all'elettore quella volta nel 2016. La proposta era di modificare 45 articoli della Costituzione. 45 articoli in un colpo solo, a botta secca, che secondo me, io ho sempre pensato così, è la ragione per la quale quella riforma fallì. Aveva anche tanto di buono dentro, ma in fondo il corpo elettorale si dimostrò preoccupato di modificare in blocco, di prendere o lasciare tutto quanto alla modifica di 45 articoli della Costituzione. C'era chi era d'accordo con una parte, c'era chi era d'accordo con un'altra, c'era chi non era d'accordo con niente, c'era chi era d'accordo con tutto, ma alla fine il mettere mano in una volta sola a 45 articoli finì per preoccupare il corpo elettorale, che disse no, grazie. Questa legge, o meglio ancora proposta di legge che ci troveremo a votare, tocca sostanzialmente 3 articoli, l'ha già detto il professor Girotto, le altre sono modifiche conseguenziali alla riforma di quei 3 articoli. È una riforma che trova la sua ragione di essere, poi uno può vederne di più o vederne di meno, di ragione di esistere, ma trova la sua ragione di essere in 2 atti normativi, uno del 1988 e uno del 1989, che sono rispettivamente l'adozione del nuovo codice di procedura penale, adottato mentre era ministro di Grazia e Giustizia il ministro Vassalli. Ne parlerà dopo, credo, il professor Scella. Però bisogna ricollegarsi a quel momento storico e a quella riforma del codice di procedura penale per comprendere il perché si sia voluto mettere mano oggi alla Costituzione in quegli articoli. E l'anno dopo c'è stata una modifica della Costituzione che ha riguardato l'articolo 111 della Costituzione, con l'adozione delle cosiddette regole sul giusto processo. E anche in questo chi ha toccato oggi la Costituzione ha visto un nesso con la modifica che oggi ci propone. Ci propone una modifica collegata a questi 2 atti normativi, uno di legislazione ordinaria e uno di legislazione costituzionale. Io ho
guardato con estrema attenzione tutto il tessuto del titolo quarto della parte seconda per analizzare i principi contenuti nella Carta Costituzionale. Ne ho trovati di principi che a mio avviso sono supremi e li ho trovati in particolare nella parte in cui la Costituzione assicura e garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Ne ho trovati laddove, altro punto accennato dal professor Girotto, nel CSM la maggioranza che serve a decidere è affidata a magistrati. Ce ne sono anche altri, ma non sono toccati dalle norme di cui stiamo discutendo. Secondo me, parere modestissimo che vi offro, il testo della riforma non lede principi costituzionali della Carta Costituzionale. Se avessi ragione, non ledendo principi supremi dell'ordinamento, il Parlamento si è mantenuto nell'esercizio del suo potere discrezionale, cioè potere di scegliere alla luce, se tratta di leggi ordinarie, degli articoli della Costituzione, alla luce, se tratta, come in questo caso, di leggi costituzionali, dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Dicendo questo, e chiudo questo primo intervento, secondo me, non essendo toccati principi supremi, non si possono dire lesi, per esempio, la democraticità del sistema, per esempio il fatto che siamo e restiamo uno Stato di diritto, principi di questa sostanza. Diversamente, secondo me, avremmo già anche sentito sia la voce del Capo dello Stato che la voce della Corte Costituzionale, se ci avvicinassimo a ledere quel genere di principi. Se non ci avviciniamo a ledere quel genere di principi, siamo nell'ambito di una scelta discrezionale legittima del Parlamento, operata seguendo il procedimento di cui è l'articolo 138 della Costituzione. Per adesso mi fermo qui e vi ringrazio. Diamo la parola alla professoressa Montanari per alcune considerazioni introduttive, diciamo, sul senso della riforma. Sì, devo dire che i due interventi che mi hanno preceduto hanno affrontato in maniera sufficientemente precisa e dettagliata il procedimento e il contenuto della riforma. Io rubo un minuto per tornare alle premesse che aveva fatto il professor Girotto all'inizio, per citare una frase di Vladimiro Zagrebelsky, che è il giudice, il fratello del giudice della Corte Costituzionale, che era mancato quest'estate, che è venuto a parlare qui a Udine qualche anno fa, che a marzo dell'anno scorso, quindi quando è iniziato era iniziata da non tanto tutta questa fase di adozione della legge di riforma, temeva questo scontro tra le istituzioni e diceva, cioè, senza ottimismo, si deve sperare che ne segua una discussione adeguata dei problemi reali, abbandonando l'agitazione di discutibili e comunque insufficienti bandiere. E questa è un po' la ragione che mi ha spinto, visto che sono stata tra i promotori almeno all'inizio, poi i colleghi hanno aderito con grande disponibilità e interesse a questa iniziativa, quello che mi ha spinto a immaginare insieme ai colleghi un incontro che permettesse di riflettere serenamente, di non farsi trascinare da slogan, da affermazioni, toni pesanti che invece nei mesi a seguire fino ad oggi si sono progressivamente aggravati. Quindi questo era per spiegare un po' la ragione e il taglio che vogliamo dare a questo incontro. Rispetto a questo primo momento del nostro confronto, quindi senza andare nel merito della riforma, farò alcune considerazioni sul referendum e poi alcune considerazioni che riguardano il progetto nel suo complesso. Poi entreremo nei dettagli, ma ci tornerò. Allora, riflettendo per l'incontro a cui ho partecipato sul tema del referendum, mi domandavo, ma questo referendum che si inserisce nel procedimento qualora
non si sia raggiunta la maggioranza di 2/3, ma almeno la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei componenti, in realtà noi lo definiamo referendum confermativo, e anche il decreto del Presidente di indizione del referendum lo qualifica come referendum confermativo. Io stessa, quando ho scritto referendum confermativo, però riflettendo nasce, io credo, poi chiedo ai colleghi, come referendum oppositivo, perché i soggetti che lo possono proporre sono 500.000 elettori, 5 consigli regionali come referendum abrogativo, ma anche un quinto dei componenti in ciascuna Camera, quindi una minoranza parlamentare che non è riuscita a bloccare un progetto di riforma e quindi sottopone il progetto al popolo. Il quadro è cambiato perché non è l'unico caso questo, anche le ultime proposte di riforma che poi sono state bocciate in sede referendaria sono state sottoposte al voto popolare anche dalle forze di maggioranza. Se vi ricordate, Renzi nell'ultimo referendum del 2016 mise in gioco proprio la sua carica di Presidente del Consiglio, che gli portò alla caduta del governo. Direi che prova troppo in questo caso, la Presidente del Consiglio ha distaccato la vicenda del governo dall'esito del referendum. Sono due cose diverse, però è chiaro che questo referendum ha un po' cambiato la natura rispetto a quello che era l'idea originaria dei costituenti. Quindi ha un po' questa forma mista di conferma di un progetto che di cui la maggioranza ha già ottenuto l'approvazione con una maggioranza qualificata, perché vuol dire la metà più uno dei componenti, non ha raggiunto i 2/3, e quindi chiede il voto popolare. Lo hanno chiesto poi le opposizioni e poi anche 500.000 elettori. Tenete conto che il progetto in realtà in sede parlamentare non ha subito modifiche, cioè il progetto presentato dal governo a giugno dello scorso anno è stato poi approvato in seconda lettura da entrambe le Camere senza che nel percorso parlamentare ci fossero delle modifiche. Ecco, qui è vero, come dice il collega, che la Costituzione è modificabile salvo i principi fondamentali da individuare, eccetera, colpisce, ma non è l'unico caso, cioè che si arrivi a modificare la Costituzione da parte della maggioranza. Ecco, l'idea dei costituenti, il sistema elettorale a quei tempi era un sistema proporzionale, quindi queste maggioranze presupponevano l'accordo da parte di una maggioranza più ampia di forze politiche. Il quadro è cambiato. C'è poi un altro aspetto su cui voglio soffermarmi, e cioè l'importanza di questi incontri. Io vi invito, questo è uno, ma seguitene altri, e secondo me sulla base di quello che diremo insieme oggi, seguite con attenzione quello che sentite nella televisione o nella stampa, perché credo che sia importante capire il contenuto di questo quesito. Ci sono stati 2 referendum abrogativi, uno nel 2000, uno nel 2022, teoricamente abrogativi, ma per come erano costruiti i quesiti avevano un obiettivo: arrivare alla separazione delle carriere giudicanti e requirente. Quindi il tema, uno dei temi, perché secondo me è uno dei temi ma non è quello dal mio punto di vista più importante. Allora, se è un tema chiave, se, come ha detto il collega, l'articolo 111 della Costituzione impone la separazione, la riforma del codice di procedura penale che è entrato in vigore nell'89, quindi 30 anni fa, impone la separazione, quei 2 referendum hanno visto la partecipazione nel 2000 del 30% degli elettori, nel 2022 del più o meno il 20% degli elettori. Quindi chi li ha promosso non è stato in grado di far comprendere agli elettori che era in gioco un elemento fondamentale che oggi giustifica una riforma costituzionale. In realtà questa posizione è poi discussa, perché ci sono alcuni docenti che sostengono sì, è la ricaduta di questa riforma di un processo accusatorio, ma poi ne parleranno meglio il collega Scella e il dottor Bonopore, altri che dicono no, è una scelta discrezionale del legislatore costituzionale. Allora, questo è un primo aspetto su cui volevo soffermarmi, quindi affrontate, cercate di comprendere la portata del quesito, e questo si collega alla seconda cosa che voglio dire, che è un po' più di contesto, è una cosa che poteva star bene nelle conclusioni, ma ho chiesto ai colleghi di poterla dire all'inizio, e cioè questo. Nel dibattito che c'è oggi si tende, ed è quello che faremo noi, cioè scorporeremo i diversi punti di intervento della riforma che ci ha esemplificato, descritto il professor Girotto. È fondamentale per riuscire a discuterne.
non si può discutere del complesso della riforma. Tuttavia, il fatto di spezzettare la riforma, secondo me, impedisce di avere un quadro complessivo lo stesso. Sì, ce ne ho due, ma... Perché molte volte nel dibattito si dice: io sono a favore della separazione delle carriere, io sono a favore del sorteggio, e anche noi, per ragioni proprio di chiarezza, ci confronteremo su singoli aspetti per aiutarvi a comprenderli. Ma in realtà, a mio parere, e su questo vi invito nelle settimane che mancano alla data del referendum a continuare ad approfondire, è importante vedere la riforma nel suo complesso, cioè mettere insieme i vari tasselli che analizzeremo separatamente e arrivare a vedere qual è il quadro che si compone, come cambia, questo è quello che a me appare, l'equilibrio dei poteri che avevano immaginato i costituenti. Confesso che non mi ero posta nella prospettiva dei principi fondamentali. Alcuni hanno detto che su alcuni aspetti si vanno a derogare degli elementi chiave della Costituzione, però secondo me, al di là della riflessione se la riforma è incostituzionale, la domanda che io mi pongo è: guardando l'insieme delle scelte che il legislatore di revisione costituzionale ha fatto, guardando un quadro nel suo complesso, l'equilibrio dei poteri che viene proposto, che emerge in esito o che emergerebbe in esito a questa riforma costituzionale, è un equilibrio dei poteri che ci soddisfa, che risponde, perché è vero che rimane invariato il primo comma dell'articolo 104 che ci dice che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Oggi con la magistratura l'articolo 104 comprende giudici e pubblici ministeri, quindi magistrati che fanno parte ordinari dell'unico corpo della magistratura. Dopo vedremo come cambiano. Allora, questa tra l'altro viene definita una felice anomalia del nostro sistema, che li ha tenuti insieme. Su questo si può discutere, abbiamo sicuramente valutazioni opposte, quantomeno io e il professor Scella ci siamo già confrontati su questo aspetto. Però mettendo insieme tutti questi tasselli si propone una diversa declinazione, cioè i nostri costituenti avevano affermato quel principio dell'indipendenza e subito dopo avevano disciplinato il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le norme attualmente in vigore. Quindi quello era la modalità attraverso cui i costituenti hanno declinato la garanzia dell'indipendenza della magistratura. Oggi questo sistema, se la riforma verrà approvata, questo sistema cambierà. Vedremo i diversi pezzi. Innanzitutto non avremo più un unico CSM, lo anticipava già sia la presentazione, ma c'era tornato anche il professor Mazzaroli, avremo 2 CSM, ma in realtà avremo 3 organi, perché avremo anche la Corte disciplinare, quindi quello che oggi, le attribuzioni che oggi spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, che i costituenti le avevano attribuite sottraendole al Ministro della Giustizia, che prima le esercitava. Il Ministro ha comunque delle competenze sul servizio organizzativo, quindi gli aspetti organizzativi che sono quelli che molte volte suscitano le difficoltà del cittadino, gli interessano la giustizia veloce, in tempi ragionevoli, eccetera, dipendono anche dagli aspetti organizzativi che non sono di competenza del CSM. Allora io quello che vi invito a fare è a valutare tutti gli elementi, a farvi un'idea di qual è il risultato complessivo della riforma e sulla base di quello esprimere le vostre valutazioni. Quindi non sono ragioni politiche, rimaniamo sul dato tecnico, che è quello che affronteremo noi, cioè gli elementi su cui incide la legge di revisione, però sono elementi che ci devono permettere come cittadini di fare una valutazione e quindi poi votare in modo consapevole, che è l'obiettivo finale di questi incontri. Rilancio l'invito all'approfondimento, questo è un incontro, ma ne potete assistere ad altri in altre sedi, ma saranno tutti, o quasi tutti, saranno utili. Allora cerchiamo adesso di entrare nel contenuto forte della riforma, partendo, secondo logica, dalla separazione delle carriere. E su questo darei la parola al professor Andrea Scella. Grazie. Usiamo questo. No, beh, sì. Se arriva è meglio, perché così non. Sì, Arriva. Facciamo.
La distanza rimane fissa e non c'è problema di non essere sentiti. Allora, anzitutto grazie a tutti voi per essere qui presenti. Cercherò anch'io di non parlare del contesto, anche se da un certo punto di vista sarebbe un esercizio utilissimo. Cioè io penso che una delle cose che potrebbe dare il maggior aiuto per arrivare a un voto consapevole è un esercizio di demistificazione, cioè prendere una per una le fesserie che sentiamo dette in questi giorni e far capire qual è il limite di tutte queste argomentazioni completamente sballate. Però ci siamo detti fra di noi, non parliamo del metadiscorso sulla riforma, occupiamoci dei contenuti e quindi mi attengo a questa linea, a meno che qualcuno non mi tiri per i capelli, a meno che non ci siano domande poi alla fine di questo incontro. La separazione delle carriere. Intanto notiamo questo, è un po' come l'elefante nella stanza, ormai non ne parla più nessuno. Cioè tutta questa riforma nasce perché certe forze politiche che non sono quelle dell'attuale maggioranza cavalcano la battaglia per portare a distinguere le carriere dei pubblici ministeri da quelle dei giudici, adesso sembra un problema tutto sommato secondario. Si discute soltanto del CSM, si discute soprattutto del sorteggio all'interno del CSM. Però andiamo per ordine. Perché invece io ritengo che sia il tema fondamentale quello della separazione delle carriere, o piuttosto avanzo la preoccupazione che se si perde questa occasione a fine marzo di far accogliere questo principio, per almeno un paio di generazioni, per 50 anni non se ne potrà più parlare e quindi rimarremo in un sistema con le caratteristiche tali quali quelle che vediamo da diversi decenni nel nostro sistema. Perché è importante la separazione delle carriere? Anche qui facciamo un passo indietro. Come si è arrivate alle carriere unificate? Perché poi il vero punto è questo, perché altrimenti noi cerchiamo di ribaltare la corretta prospettiva, e cioè addossiamo a chi vuole la separazione delle carriere, cioè vuole un principio elementare che non a caso è accolto in tutte le altre grandi democrazie contemporanee, addossiamo a questo fautori di questo principio l'onere di spiegare perché bisognerebbe arrivare alla separazione delle carriere. Andiamo rapidamente, ma vediamo cosa è successo. Tutti sappiamo che l'Italia si unisce nel 1860. La prima legge dell'ordinamento giudiziario è del 1865. Nell'ordinamento giudiziario del 1865 si dice le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici sono distinte e parallele. Passano gli anni, tramonta lo Stato liberale, si arriva all'unificazione delle carriere. Qua è molto istruttiva la relazione alla legge ordinamento giudiziario del 1941, dove il ministro Grandi ci dice: superata la distinzione fondamentalmente erronea tra i poteri dello Stato e subentrata la concezione di una differenziazione di funzioni, non sarebbe più concepibile nello Stato moderno, e cioè nello Stato fascista, una netta separazione fra magistratura requirente e magistratura giudicante da quella nettamente distinta. Cosa voglio dire? Che la nostra magistratura è regolata da norme fasciste? In parte sì, ma non è questo il punto, non è questo il messaggio. Il punto è che c'è stata una motivazione contingente per cui nel nostro paese, a differenza di quello che è accaduto Francia, Germania, Belgio, Spagna, dite insomma quello che volete per lasciar perdere anche i sistemi di common law, le carriere dei pubblici ministeri sono da sempre separate da quelle dei giudici. Questa motivazione contingente sostanzialmente si lascia riassumere in quella che Einaudi chiamava la superstizione statalista, cioè il fatto che ci possa essere uno Stato che assorbe in sé tutte le posizioni astrattamente riconoscibili all'individuo, alla persona, e quindi che motivo abbiamo di distinguere pubblico ministero e giudice? È sempre lo Stato, è sempre un'autorità statuale che si fa carico anche
di quello che non si può neanche chiamare un diritto, ma è una posizione soggettiva che può entrare in conflitto con l'autorità dello Stato. Cade il fascismo, fortunatamente. Comitato di Liberazione Nazionale. Ma voi lo sapete che nel Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia c'era una consulta che si occupava dei problemi della giustizia, avvocato Boneschi, che poi diventerà un esponente del Partito Radicale, e anche lì si esce con l'idea della separazione delle carriere, dopodiché si dice ma le strutture sono talmente disastrate da quello che è accaduto con la Seconda Guerra Mondiale, per cui teniamo la situazione cristallizzata com'è. Tant'è vero che in Costituzione si pone la 7ª disposizione transitoria, e cioè conserviamo le norme di ordinamento giudiziario in attesa di una riforma organica maggiormente compatibile con i valori costituzionali, e tant'è vero che non si prende una posizione netta sulla figura del pubblico ministero. 107,4 della Costituzione. Il pubblico ministero gode delle garanzie che la legge dell'ordinamento giudiziario gli riconosce. Passasse questa riforma, detto per inciso, per la prima volta si dice in maniera chiara e inequivoca che anche la magistratura requirente deve essere autonoma e indipendente, perché fino adesso questa cosa non la troviamo scritta espressamente, la dobbiamo ricavare in via interpretativa. Arriviamo al 1960, la riforma, convegno all'Isola di San Giorgio a Venezia, Carneluti, anche lì si inizia a pensare ci vuole la separazione delle carriere. Abbiamo poi quelle tappe che sono state ricordate, l'entrata in vigore del codice di procedura penale nel 1989, c'è un'intervista che trovate in rete del ministro Vassalli a un giornalista del Financial Times in cui dice queste cose, non ce l'abbiamo fatta a cambiare anche l'ordinamento, ma sarebbe stato meglio se oltre al codice di procedura penale avessimo cambiato anche l'ordinamento. Abbiamo poi la commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema, dove di nuovo si spinge su questo tasto, ma non si riesce ad arrivare a nulla. 1999, revisione costituzionale del giusto processo. Ogni processo deve svolgersi di fronte a un giudice che non soltanto è indipendente, non soltanto è imparziale, ma deve essere anche terzo. E cosa significa terzo? Cioè, mentre l'imparzialità è qualcosa che riguarda l'etica di ogni singolo giudice, quindi non ho nulla da guadagnare, nulla da temere rispetto a come decido quella singola controversia, la terzietà invece è qualcosa di istituzionale che deve riguardare l'intero corpo dei giudici. Non devono essere colleghi, non devono coabitare con il pubblico ministero. Ma perché questa esigenza di terzietà? E qui abbiamo un contenuto di valore, un contenuto assiologico che opera su un piano logico, su un piano estetico, se volete, ma capisco anche l'obiezione, ma non facciamo troppo i professori, potremmo anche farne a meno, e poi abbiamo un'esigenza pragmatica invece che è molto più facile da comprendere, da cogliere per ciascuno di noi. Sotto il primo profilo, cioè quello, diciamo, del sistema, l'importante è mettere il giudice nella condizione migliore di decidere. E per far questo occorre che il giudice sia equidistante rispetto alle parti. Quindi immaginatevi un triangolo alla base, su un piede di parità, che non vuol dire perfetta simmetria, ma su un piede di parità abbiamo l'accusa, cioè il pubblico ministero, dall'altra parte la difesa, l'imputato e l'avvocato difensore, in posizione di equidistanza e al vertice il giudice che dovrà decidere. Questo appunto è per mettere il giudice nelle condizioni migliori di assumere la decisione. È un'esigenza difficile da dimenticare. C'è l'obiezione che a me sembra piuttosto sciocca, qua parlo un po' del contesto, ma mi perdonerete, che è un'obiezione che viene fatta risalire niente a meno
e a Franco Coppi, che è un professore di diritto penale in pensione, uno dei più grandi avvocati italiani di questi tempi. E lui dice: ma non ho mai visto un giudice appiattito sulle posizioni del pubblico ministero in tutta la mia lunga esperienza forense. Ora, io voglio molto bene a Coppi, quando lo incontro in Cassazione mi fermo sempre 10 minuti a scambiare parole con lui, però è un'argomentazione molto debole. È come se dicessimo: io non ho mai conosciuto un pubblico ufficiale corrotto e quindi abroghiamo le norme in tema di concussione e corruzione perché non ne abbiamo bisogno. Ecco, la sostanza è questa. Allora abbiamo questo primo problema, ma vi ripeto, fosse solo un problema appunto così di estetica, di eleganza, di apparenza, di imparzialità, che pure è importante, ci dice la Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché il giudice non soltanto deve essere imparziale, ma deve apparire imparziale, come la moglie di Cesare, forse tutto sommato potremmo anche chiudere un occhio. Ma c'è poi l'esigenza pragmatica. L'esigenza pragmatica nasce dall'analisi delle statistiche. Noi vediamo che ci sono dei controlli all'interno del processo penale che sono sì previsti dal legislatore, ma che nei fatti non funzionano. Vi faccio qualche esempio. Qua i problemi si collocano in due livelli: fase delle indagini preliminari e fase del giudizio di Cassazione. Indagini preliminari. L'autorizzazione a intercettare, le intercettazioni. I dati ci dicono che le richieste di intercettazione sono accolte nel 95% dei casi. Questo fa sì, per un verso, che in Italia si intercetti molto di più che in tutti gli altri paesi, ma qui uno potrebbe anche dire: forse sono le caratteristiche della nostra criminalità, non lo so, però voglio dire, soprattutto ci fa capire che c'è qualcosa che non funziona, perché immaginatevi un processo civile o un processo amministrativo in cui una parte, quando fa una domanda, ha già la previsione che nel 95% dei casi gli verrà accolta. No, non sta bene, vuol dire che il controllo non funziona. Certo, le cause potrebbero essere molteplici, non solo quella della mancanza di terzietà, forse sono anche pochi i GIP rispetto ai pubblici ministeri, non riescono a svolgere bene la loro funzione, non lo so, ma certo c'è questo elemento. Secondo esempio, termini di durata delle indagini preliminari. Il nostro codice ci dice che le indagini devono durare un certo periodo di tempo. Se il PM non riesce a chiuderle, fa una richiesta di proroga al giudice delle indagini preliminari. Qui sfioriamo il 100%, 99,80%. E allora di cosa stiamo parlando? Voglio dire, è evidente, tant'è vero che poi i difensori non fanno neanche più la memorietta in cui si dice non ci sono i presupposti per prorogare le indagini, perché è sicuro che tanto saranno prorogate. Anche qui le cause possono essere non riconducibili esclusivamente al difetto di terzietà, ma certo qualche problemino sotto questo punto di vista c'è. Per non parlare poi, come vi dicevo, anche del problema dell'apparenza, dell'imparzialità, perché se c'è una cosa, penso che voglia sapere la persona che viene accompagnata in un'aula d'udienza, e dico: ma che rapporti ci sono fra chi mi accusa, cioè chi postula la mia colpevolezza rispetto a un reato, e chi è chiamato a valutare se questa ipotesi accusatoria deve essere accolta oppure no. Discorso analogo vale sul piano del giudizio di Cassazione. E qua, se guardiamo le statistiche, vediamo che i ricorsi che provengono dall'imputato e la sua difesa, molto spesso con percentuali molto alte, sono dichiarati inammissibili. Quando non sono dichiarati inammissibili vengono rigettati. Specularmente, se andiamo a vedere i ricorsi al pubblico ministero, non abbiamo le stesse percentuali. Al pubblico ministero va quasi sempre bene, inammissibili quasi mai, rigettati molte meno volte. Anche qui può essere che sia un problema di differenti livelli di preparazione, ma certo le statistiche sono abbastanza impressionanti, perché non sembra del tutto plausibile ritenere che il pubblico ministero di prima nomina che confeziona un ricorso di Cassazione per necessità lo confezioni meglio di quello che può fare un avvocato con esperienza. Insomma, io direi che per quel che riguarda questa prima parte della riforma, sul piano tecnico
ci sono molte buone ragioni, mettiamo così, siamo più cauti possibile, molte valide ragioni per arrivare a introdurre questo principio. Certo, separare le carriere porta delle conseguenze poi anche sotto il profilo organizzativo ulteriore, e che saranno i punti da analizzare dopo, nel senso che è evidente che se le carriere sono separate non ha senso che il CSM sia unico. Se si pensa a un CSM unico dovrebbe essere suddiviso in 2 sezioni che non si parlano, e cioè quando ci occupiamo dei giudici ci sarà la sezione composta da giudici, e quando parliamo dei pubblici ministeri ci sarà la sezione composta da pubblici ministeri. Io direi che per il momento posso fermarmi qui. Grazie. Grazie professor Scella, a parte il suo implicito avvertimento stare attenti quando siamo al telefono. Ecco, io non ho introdotto prima gli oratori perché siamo in casa, ma devo invece spendere qualche parola per il dottor Giancarlo Buonocore, che probabilmente moltissimi di voi conoscono, è noto ad uffici giudiziari di questa regione e ha concluso la sua carriera come avvocato generale presso la Corte d'Appello di Venezia. E nel ringraziarlo sin d'ora per il suo intervento, gli cedo la parola sempre sul tema della separazione delle carriere. Grazie. Grazie a voi per l'invito, ma credo che non funzioni. E soprattutto per l'opportunità più unica che rara date a uno che ha fatto per 45 anni il pubblico ministero, cioè quella di parlare dopo gli avvocati e non sempre prima. Questa riforma ha 2 peculiarità. Oltre che a toccare 7 articoli della Costituzione, sia pure alcuni, come è stato detto, accortamente in via residuale o secondaria, e a un'altra che non è casuale citare. È l'unica riforma nella storia della Costituzione ad esclusivo input governativo, nel senso che il testo sul quale saremo chiamati a pronunciarci è quello varato dal governo, dall'esecutivo, perché non è stato possibile, non dico da parte dell'opposizione, ma nemmeno dalla parte della maggioranza, proporre una qualche modifica o comunque un emendamento. La ragione di questa consueta celerità l'ha fornita il ministro Nordio. Ha detto non si poteva perdere tempo, bisognava fare in fretta. Stiamo parlando di una riforma della Carta fondamentale, perché incombono altre riforme come quella del premierato. Ha una terza peculiarità questa riforma, che viene comunemente indicata come riforma della giustizia, e non lo è, nel senso che non incide nell'immediato, almeno forse tra 10-15 anni, quando avremo i giudici che non vanno più a pigliare il caffè con i pubblici ministeri. Sembra che siamo tutti dei caffeinomani, passiamo la giornata a chiacchierare con il giudicante, a prendere il caffè, avranno almeno l'apparenza questa maggiore terzietà. Ma questo non lo dico io che sono un vieco sostenitore del no, ma lo ha detto sia il ministro Nordio, sia addirittura in maniera molto efficace, quale ci si aspetta da un avvocato, il senatore Bongiorno, quando ha detto ma chi mai potrebbe sostenere che questa riforma incide sull'efficienza e sui tempi della giustizia? Sono un ignorante e mi fermo qui. La realtà è che questa riforma, per essere compresa nella sua valenza e soprattutto nei timori che ormai non mi riguardano perché sono un attempato pensionato, ma che affliggono i colleghi molto più giovani di me, è che per essere capita va valutata non solo nel testo come qualsiasi altro articolato, ma nel contesto. E mi riferisco sia a quelle che efficacemente il professor Scella ha detto essere delle scemenze, ma che sono dichiarazioni reiterate di autorevoli esponenti del mondo politico, il senatore
l'onorevole ministro Salvini, a proposito a Uno Mattina, ha dichiarato: invidio il mio collega cinese perché lì se vogliono fare un ponte lo fanno, non hanno i sindacati, non hanno il TAP, non hanno la Corte dei Conti. Ecco, se questo è il programma politico, credo che ci sia da essere preoccupati. Ma non lo dice neanche la legge stessa, che è rubricata a norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Che cosa è successo? Che il legislatore ha sfruttato quella che è una legittima e che ha una sua astratta cittadinanza nell'ordinamento risalente, richiesta delle classi forensi. Ho sentito usare la parola battaglia, ma in un momento in cui le battaglie per davvero, con i morti e i feriti ci sono, lascerei da parte un termine così aggressivo. E sostanzialmente si è deciso di agganciare, sfruttando il traino di quella che sarebbe stata la richiesta, l'entusiasmo, la sollecitudine delle classi forensi in questa riforma, mettendoci dietro due cose non da poco: il sorteggio dei componenti del CSM, su quali dirò volentieri qualcosa se ce n'è tempo, e la Corte disciplinare, che dovrebbe far saltare sulla scrivania qualsiasi avvocato, perché voi immaginate se l'appello contro una sentenza del tribunale fosse decisa dallo stesso tribunale, sia pure in composizione diversa, e di che cosa stiamo parlando? Di terzietà di un giudice composto in tutti e due i collegi praticamente dalle stesse persone, ma quella è un'altra. Partiamo dal testo della legge: blindatura automatica, mai più questa oscenità di un pubblico ministero che diventa giudice o al contrario. Ci aveva provato un po' il decreto legislativo 120 del 2022, che non incontra, lo sappiamo, le simpatie più spiccate del professor Scella, creando questa separazione non di carriere, ma sostanzialmente questa scarsa permeabilità. Entro, mi pare, 9 anni si doveva scegliere se fare il pubblico ministero o il giudice una volta sola nella carriera, ma non era ritenuta sufficiente ad assicurare quella terzietà sulla quale si è efficacemente speso il professor Scella. Nell'articolo 106 novellato si dice: su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante possono essere chiamati uffici di consiglieri di Cassazione per meriti insigni, professori ordinari in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni dell'esercizio di funzioni. Cioè si crea una paratia stagna tra requirenti e giudicanti, e poi si dice: beh, però tutto sommato per meriti insigni li possiamo chiamare. E il test psicoattitudinale lo devono fare solo i magistrati. Si dice una cosa del genere e poi immediatamente si trova la deroga. Ma qual è il timore vero della parte che sostieniamo? È che questa riforma sia il preventivo alla sottoposizione del PM all'esecutivo. Si dice subito: ma date i numeri, perché c'è scritto chiaramente che questo non avviene. Anche nell'articolo 156 della Costituzione della Repubblica Italiana c'è scritta una cosa del genere. Non mi pare che le cose vadano così. Negli articoli 153 seguenti della Costituzione della Corea del Nord è sancito un analogo principio. Non è che voglia paragonare l'Italia all'Iran o alla Corea, ma per dire che la semplice declamazione può non bastare. E del resto tutte le frasi che hanno accompagnato questa riforma depongono. C'è un articolo di Marcello Pera, che è un autorevole esponente della cultura di destra, è stato presidente del Senato, e ha detto: questo è solo il primo passo. C'è stato il sottosegretario Del Mastro, quello che gode nel vedere soffocare le persone trasportate nei blindati della polizia penitenziaria, che ha detto la stessa cosa.
E vedete, c'è stato fatto un cenno molto significativo al professor Mazzarolli. Resta impregiudicata la disponibilità della polizia giudiziaria da parte della procura. E fino a quando? Se il vice premier ha detto che prossimamente bisognerà intervenire sull'articolo 109 togliendo la disponibilità della polizia giudiziaria, e voi, secondo voi, l'indagine di Rogorido, se non fosse stata condotta dal PM ma dalla polizia giudiziaria, si sarebbe svolta negli stessi modi? Io ho qualche perplessità se si interviene su questo aspetto. Come si può fare a mettere il PM sotto l'esecutivo? Giustamente nella interlocuzione di Atims il professor Mazzarolli, da impeccabile costituzionalista, disse: se lo fanno con legge ordinaria gliela cancellano dopo 10 secondi. È vero, si può fare con legge ordinaria, ovviamente non scrivendo il contrario che c'è scritto nella Costituzione, ma creando ad esempio un organismo, un procuratore nazionale che riferisce al Parlamento sulla gestione dell'azione penale. Non a caso il ministro Nordio ha detto che è già pronto un provvedimento sulle priorità. Vedete, io sono vecchio, sono entrato in magistratura nel 78, dopo qualche anno l'onorevole Andreotti disse: se voi ci lasciate istituire una sorta di procuratore nazionale che riferisce al Parlamento, vi raddoppiamo lo stipendio. E all'epoca io prendevo 440.000 lire al mese, che non era proprio uno stipendione. Voglio dire che è un oscuro oggetto del desiderio da sempre della classe politica. Lo si può fare con un'altra norma costituzionale, una volta che è entrato il premierato in funzione, che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e fin lì nulla di male, e se non ho mal capito, una sorta di formazione della maggioranza per trascinamento, cioè io vengo eletto Presidente del Consiglio e devo avere una maggioranza tranquilla. Può darsi che anche questa non vada in porto. E la terza, io ho fatto il pubblico ministero, dicevo un collega, mi pagano per pensare male e per parlare male della gente, potrebbe essere stabilendo che il concorso non è più in magistratura, è concorso della magistratura giudicante e il concorso per la magistratura requirente, e non sta scritto da nessuna parte che non si possa cambiare dicendo che quello è un concorso per titoli e non per esami. E con il concorso per titolo puoi anche stabilire che 9.000, 10.000, 1.500 operatori della polizia giudiziaria con lodevole carriera e ovviamente certa fedeltà politica vengono immessi, lo hanno fatto come VPO per tanti anni, nel coacervo dei magistrati. Il professor Scella ha evidenziato dei dati statistici. Nell'ultimo rapporto del SEPEI, non so pronunciare l'acronimo in inglese, è l'organismo indipendente europeo che controlla la laboriosità dei giudici, nel 2024 la percentuale di sentenze di proscioglimento era del 59%, nel 2025 del 53%. Quindi questa assonanza, questa vicinanza un po' patologica tra il pubblico ministero e il giudice sembrerebbe smentita dai dati, ma ce n'è un altro più inquietante, quello relativo all'accoglimento delle richieste di intercettazione telefonica. Sarebbe troppo facile dire ma se la gliela accolgono è perché la chiedono nei casi previsti, ma sarebbe una sorta di captazione benevolenza. Io non ho i dati nazionali, ho i dati della Procura di Udine, che ha una percentuale di accoglimento del 70% delle intercettazioni telefoniche, che è una percentuale consistente. Sapete in quale percentuale dei processi vengono chieste rispetto al numero delle notizie di reato, le intercettazioni telefoniche a Udine? Nel 5% dei processi. Quindi è il 70% del 5%, quindi la suggestione
dell'argomentazione supportata dai numeri è relativa. Questa scarsa imparzialità del giudice a me sembra francamente un po' smentita dai dati, e comunque anche ammesso e non concesso che fosse, da che cosa dipende? Dal fatto, addirittura ho sentito Previti che ha detto che andavo anche a letto i pubblici ministeri con i giudici, fermiamoci qua perché diventerebbe una cosa pornografica. Perché il pubblico ministero, che indubbiamente nell'articolo 111 della Costituzione nel processo davanti al giudice in cui si deve stabilire con la formazione della prova davanti al giudice che decide che l'insedirebbe la Corte Costituzionale del rito accusatorio, non fanno lo stesso lavoro. Beh, insomma, se io ho un'indagine per un omicidio colposo stradale e commissiono una consulenza che mi dice: guardi che l'imputato procedeva a velocità regolare, a norma, e tra l'altro è stata la persona che improvvisamente il pedone ha attraversato la strada, sono giuridicamente ed eticamente tenuto a versarla negli atti e a trarne le conclusioni. Se al contrario l'avvocato dispone una consulenza con il consulente che gli dice: guardi che il suo cliente correva come un pazzo e avrebbe avuto tutto il tempo, se non fosse stato al cellulare a leggere i messaggi, di prendere atto dell'attraversamento, non è tenuto a versarla, se la tiene nel cassetto. E se per caso lui dovesse dire: giudice, effettivamente il mio cliente è un delinquente distratto, procedeva a elevata velocità, condannatelo, commetterebbe il delitto di infedele patrocinio, che, si badi bene, non è un delitto contro il cliente che si potrebbe costituire, è un delitto contro l'amministrazione della giustizia, perché l'avvocato è lo stress test dell'impostazione accusatoria. Se nonostante il lavoro di un avvocato serio, qualificato, preparato, impegnato, l'impostazione accusatoria regge, vuol dire che è un'impostazione accusatoria plausibile, fondata, credibile. L'ultimo accenno ai numeri della sentenze di appello e soprattutto delle Corti di Cassazione. Quando è intervenuto quello di noi che abbiamo lavorato anche col vecchio codice, espressione per voi incomprensibile, vezzosamente lo chiamiamo nuovo codice di procedura, io ho sentito un intervento di un certo D'Addezio, il quale disse: io non sono il miglior avvocato di Ronda, ma non sono neanche il peggiore, sono 5 anni che non mi capita una materia meritevole di essere sottoposta al giudizio di un altro giudice, fin quando il ricorso per Cassazione, e per me è meglio, chiariamoci, è un rimedio processuale a costo processuale zero, è ovvio che l'avvocato lo farà, ma mentre il pubblico ministero lo fa solo, che poi può essere carrasco, scriteriato, folle, ma non si risolve con questo il problema, e nemmeno con la Corte disciplinare, ma ne parliamo se c'è tempo, è chiaro che l'avvocato ne farà molti di più rispetto al pubblico ministero, che ha quella deformazione diversa, e è giusto che sia così, e quindi la percentuale di rigetto non dico che sia connessa, ma potrebbe anche essere connessa a questa diversa postura mentale garantista, e più garanzie ci sono, credetemi, meglio è, perché si riduce proporzionalmente il tasso di errore giudiziario. Grazie, chiedo scusa. Nel quale chiedo però a tutti gli oratori di essere un pochino più contenuti, perché ad una certa ora qui chiudono la sera. Allora, si è parlato della separazione delle carriere, ragioni, argomenti storici, storico-comparati, a favore o contro. Entriamo adesso sul tema dello sdoppiamento dei CSM e della loro modalità, della modalità di designazione dei componenti. E torno a dare la parola alla professoressa Montana. Sì, sì, sì.
nel senso che adesso affronterò il tema della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, che è collegata alla riflessione che abbiamo fatto adesso sulla separazione delle carriere. Però mi permetto di fare una considerazione rispetto al dibattito. Non è una considerazione di carattere di contesto, ce ne sarebbero tante di contesto, tante altre, però è un po' la visione opposta rispetto a quella che sostiene la separazione col collegamento al codice di cui c'è il professor Ruscella. Io mi pongo da una prospettiva differente e invece vedo positivamente il fatto che appartengono entrambi, giudice e pubblico ministero, allo stesso corpo della magistratura e condividono la stessa cultura della giurisdizione. E vi faccio un esempio, ovviamente non dentro la pagina, ma in un contesto che è quello che io in chiave comparata meglio conosco, quindi posso fare qualche considerazione. Nel contesto francese, dove pubblico ministero e giudice sono diversi, nel senso che il pubblico ministero è subordinato all'esecutivo e solo dal 93 il CSM è diventato competente anche per i pubblici ministeri, ma con meno potere, solo consultivo, però anche lì pubblici ministeri e giudici fanno parte dello stesso corpo della magistratura e possono cambiare le loro funzioni da una funzione all'altra nell'arco della loro carriera. Nel caso italiano questa possibilità è stata significativamente ridotta con la riforma cartaria del 22, quindi una possibilità e poi un'altra volta in via eccezionale. Ecco, personalmente come cittadino, oltre che per studi fatti, io questo aspetto lo vedo, la condivisione della cultura della giurisdizione è una frase che viene considerata banale, retorica, eccetera, per me invece ha ancora un significato. Passo invece al tema della riforma del CSM. Allora, vi dicevo prima, tutte le cose si collegano tra loro. Abbiamo detto separazione delle carriere, la Costituzione si limita a dire separazione delle carriere. In realtà poi questo non l'abbiamo detto, forse andrà accennato già come abbiamo ragionato. Un'altra cosa di cui tener conto nel vostro, è emersa qui e lì, ma da cui tener conto nel vostro ragionamento, è l'ultimo articolo di questa legge che contiene costituzionale, di revisione costituzionale, tutta una serie di rinvii alla legge, per cui molta parte della riforma, il funzionamento della riforma, dipenderà dalle scelte successive del legislatore. Ad oggi la disposizione che stabilisce un unico stabilisce che i magistrati le nomine hanno luogo per concorso, null'altro ci dice, ma presumibilmente se la riforma entrerà in vigore il legislatore sarà chiamato a fare 2 concorsi separati. Che senso ha che io faccio un unico concorso e poi chiedo alla persona di scegliere dopo? Ma probabilmente richiederò competenze diverse, altrimenti non c'è ragione di separarli. Quindi se la separazione delle carriere porta con sé come prima conseguenza la divisione del Consiglio Superiore in 2 distinti organi, il Consiglio Superiore per la magistratura requirente e per la magistratura giudicante, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, senza momenti di contatto. Allora, anche qui torno all'esempio francese di prima, vi dicevo, lì sono diversi pubblici ministeri e giudici, nel senso che l'azione penale è facoltativa, il pubblico ministero è soggetto, semplifico, ma all'esecutivo. Quando l'hanno attratto nelle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, hanno creato 2 diverse sezioni, 2 diverse composizioni, a seconda che il Consiglio si occupi di giudice e di pubblici ministeri. È una proposta che è stata fatta nelle precedenti ipotesi di riforma in Italia, in questo caso non è stata valutata, si è detto no, separiamo nettamente. In Francia quelle 2 sezioni, che dovevano operare separatamente, hanno cominciato spontaneamente a riunirsi in una seduta plenaria, perché ci sono delle tematiche che ritenevano di affrontare insieme, ad esempio il rapporto annuale, ad esempio i pareri, e con una successiva riforma costituzionale questa seduta plenaria è stata costituzionalizzata. Esempio francese. In Italia avremo 2 organi separati per i quali non è previsto alcun punto di contatto e ci sono delle funzioni che il CSM esercita, perché non è solo, qui poi ci tornerò, a mio parere un organo di alta amministrazione, non ha solo funzioni amministrative, ma in qualche modo garantisce, cioè per garantire l'indipendenza del potere giudiziario,
ha un ruolo molto più importante, può dare anche dei pareri sulle leggi, ma comunque non si limita a stabilire, pur importanti, quelli che sono i passaggi di funzione e così via. Poniamo che i due CSM assumano delle posizioni differenti, perché saranno formati, i loro componenti saranno formati in modo diverso, avranno degli obiettivi differenti, no, sono indipendenti, però secondo me, ma questa è un CSM dei soli pubblici ministeri che vengono formati diversamente probabilmente sarà più attento, presumo, ma su questo non si può sapere, sarà più votato all'accusa, diverse persone lo ritengono, efficienti e studiosi. Però non, che fa il Presidente della Repubblica se si trova a avere due organi che presiede che assumono posizioni diverse? E soprattutto, è questo un elemento di debolezza. Un unico organo prima, che era espressione della magistratura, non rappresentante, non parliamo di rappresentanza in senso politico, ma era comunque espressione di un corpo unitario della magistratura, ora è diviso in due organi distinti. Poi, secondo aspetto su cui incide la riforma, diceva giustamente il professor Girotto, la percentuale, cioè il rapporto 2/3, 1/3 rimane invariato, prevalgono la componente togata, magistrati, giudicanti o requirenti a seconda dell'organo, 2/3 e 1/3 invece di componenti laici cosiddetti eletti dal Parlamento istituito comune tra i professori o gli avvocati con 15 anni di servizio. Allora, questa è la soluzione attuale, la percentuale rimane uguale, cambia la modalità di designazione, non più elezione ma sorteggio, e questa è una novità radicale. Se andiamo a leggere i documenti europei relativi ai consigli di giustizia, che è il modello europeo di CSM, che trova nella nostra esperienza anche un punto di riferimento importante nella costruzione, si parla sempre di magistrati eletti dai loro pari. Qui non sono più eletti, sono sorteggiati. Il ministro Nordio nella relazione parla dell'autogoverno, della magistratura come potere diffuso. Tutto questo, allora, il termine autogoverno secondo me non è corretto, che la magistratura sia un potere diffuso, sì, che questo porti con sé l'idea del sorteggio, no. Anzi, chi ha studiato il tema del sorteggio in generale lo descrive, dice: il sorteggio esprime una razionalità di segno polemico, che si legittima contrapponendosi a metodi e criteri basati sull'aggregazione delle preferenze, per cui per qualche buona ragione si diffida. Allora, perché la scelta del sorteggio, la scelta del sorteggio nasce per rispondere a un problema di cui tutti parlano e poco fino in fondo conoscono, che è il problema delle correnti nella magistratura, che vengono in qualche modo mantenute attraverso il sistema elettorale. Allora, il problema è, devo risolvere un problema, quello delle correnti, devo ridurre l'influenza delle correnti. Il sorteggio è la soluzione? Rispetto al ruolo delle associazioni dei magistrati e delle correnti, io vi cito una frase del presidente Napolitano del 2014, che dice: le correnti sono state e devono essere ambiente qualificato di crescita, formazione e dibattito in direzione di un miglioramento complessivo della funzione giudiziaria, non nel senso della mera difesa di istanze corporative. Quindi se c'è un problema, non è che il problema si risolve attraverso un passaggio radicale al sorteggio. L'associazionismo riflette il pluralismo della società, ma non è in contrasto dal mio punto di vista con la garanzia, non mette in discussione l'indipendenza interna della magistratura. Rispetto al sorteggio, mi dispiace perché ci sarebbero tante cose da aggiungere, faccio una precisazione: sorteggio ma disciplinato in due modi diversi: sorteggio secco per i magistrati, teoricamente tutti, poi vedremo la legge cosa stabilirà, però di sicuro la legge non può reintrodurre l'elezione, perché l'elezione è stata tolta. E invece per quanto riguarda i membri laici c'è l'elezione la formazione di una lista mediante elezione da parte del Parlamento, e poi su questa lista vengono sorteggiati. Di come avvenga la formazione di questa lista la Costituzione nulla ci dice, è uno degli altri aspetti che sono rinviati alla legge. Anche qui non voglio fare illazioni, non si sa.
lunga, breve, è chiaro che la determinazione di questa lista incide, però il fatto oggettivo è che abbiamo due modalità diverse. I giudici vengono sorteggiati apparentemente senza indicazioni, senza limitazioni, invece per quanto riguarda i membri laici c'è prima una fase di elezione da parte del Parlamento a seconda comune. Ultima cosa, poi quando parleremo della Corte disciplinare vedremo che c'è un cambiamento, anche lì c'è il sorteggio ma con delle peculiarità su cui ritornerò alla fine se ci sarà modo. Il terzo aspetto, quindi abbiamo non più un unico CSM, ne abbiamo due. I membri non sono più eletti ma sono sorteggiati. 3. Il CSM non esercita più la funzione disciplinare che viene attribuita all'Alta Corte, con le caratteristiche che vedremo. Alta Corte che tra l'altro è competente sia per i giudici che per i pubblici ministeri, quindi quello che abbiamo separato prima lo uniamo in sede disciplinare. Però quello che a me interessa mettere in luce è che cosa rimane del modello dei costituenti. I costituenti avevano detto la magistratura è un ordine indipendente da ogni altro potere, subito dopo disciplino 104 e 105 il CSM, la sua composizione e le sue funzioni, tutte quelle che riguardano lo status e quelle che riguardano l'attribuzione in ambito disciplinare. Che cosa rimane dopo la riforma? Quello che prima faceva il CSM viene diviso in 3 organi, 2 CSM, togati requirenti e giudicanti, Corte disciplinare, altro organo, giudice speciale. C'è un divieto in Costituzione, ma la Costituzione può individuare un giudice speciale con le sue regole. Non ha più quindi la funzione disciplinare, svolge attività amministrative, lo svolge separatamente. Quindi, secondo me, viene indebolito. Faccio un ultimo accenno legato al sorteggio per la gioia del professor Mazzaroli, perché cito il suo maestro, uno dei suoi maestri, che metteva in luce questo fatto: il singolo giudice viene sorteggiato, non fa parte di un gruppo, ma probabilmente ne farà parte, perché è difficile che spariscano i gruppi improvvisamente. Se non fa parte di un gruppo magari risponde al contesto locale dove ha trovato a operare. E qui il professor Bartole dice: se ne ricava una concezione solipsistica di una vicenda quale quella dell'autonomia e indipendenza che non può non avere una dimensione collettiva, sia perché collettivi sono gli interessi alla cui cura sono preposti gli organi relativi, sia perché nel confronto con gli altri poteri, negli eventuali conflitti, solo quella dimensione può assicurare forza sufficiente con il supporto delle concezioni culturali e professionali che guidano e orientano la formazione delle associazioni di magistrati. Grazie. Nuovi temi di spunto nel caso sono di esito positivo della riforma sul ruolo del Presidente della Repubblica quale componente e presidente di 2 organi, un tema molto interessante. Do la parola adesso al professor Mazzaroli sempre sul tema del doppiamento del CSM e del sorteggio. Il professor Mazzaroli non sa bene cosa dirvi perché si è preso talmente tanti di quegli appunti che potrebbe tenerli qua fino a stasera tardi, ma non lo farà perché ha un tempo limitato. La cosa che vi dico, anche perché noi non vogliamo superare in durata il Festival di Sanremo. La cosa che vi dico con assoluta sicurezza è che essendo io un liberale sono talmente liberale che ogni tanto dissetto anche dei miei maestri, cioè mi concedo la libertà di non essere d'accordo anche con i miei maestri, cosa che peraltro mi hanno sempre concesso anche loro. Allora, separazione delle carriere è la partenza. Se non si parte dalla separazione della carriera non si capisce il resto della riforma. Lo sdoppiamento del CSM è una conseguenza della separazione della carriera. Chi non è convinto della necessità di separare le carriere per le ragioni prima illustrate dal collega Schenna ha tutte le ragioni di dover concludere che non c'è nessun bisogno di separare il CSM in 2 corpi distinti. Quindi o si parte dalla separazione o non si arriva al doppio CSM. Secondo punto, se oggi vi leggete gli articoli di cui al titolo 4 della Costituzione troverete alcune affermazioni di principio e un sacco di spazi lasciati alla discrezionalità del legislatore ordinario. Viene nominata spesso e volentieri la legge sull'ordinamento giudiziario, che è una legge ordinaria, che si occupa di tutto ciò che non sta scritto in Costituzione, così com'è adesso
sarà un domani di fronte all'articolo 104 e 105 diversi. La cosa dal punto di vista del diritto costituzionale non mi preoccupa affatto, è sempre stato così e sempre sarà così. PM e giudice. PM e giudice restano entrambi magistrati. Anche su questo vorrei essere molto chiaro. Non c'è una fuoriuscita di coloro che oggi esercitano l'accusa dal ruolo della magistratura. La magistratura è una, resta una, si compone di due carriere. E qui insisto sulla differenza che viene troppo spesso trascurata oggi tra i termini di carriera e funzione. Quello che il legislatore intende è separare le carriere, vuol dire separare i mestieri, vuol dire separare le professioni, farne due diverse. Oggi è vero che il cambio tra l'una e l'altra è ridotto, ma è il cambio tra funzioni. E il cambio tra funzioni, oggi limitato, come vi è stato detto, è limitato dalla legge ordinaria. È la legge ordinaria che stabilisce non più di una volta e un'altra in via eccezionale. Se domani la legge ordinaria cambia a Costituzione ferma, si ricomincia a poter andare avanti e indietro a discrezionalità del legislatore ordinario. La separazione delle carriere inserita in Costituzione non consentirà al legislatore ordinario di rimettere in pristino questa possibilità. Efficacia della giustizia, tempi della giustizia, esigenze del cittadino. È vero, questa legge costituzionale non se ne occupa dichiaratamente e a partire dal titolo. Aveva per oggetto la separazione delle carriere, conseguentemente quella del CSM e ulteriore conseguenza, vedremo perché, la creazione della Corte di Giustizia. Ma io non posso sottolineare che questa legge oggi non affronta i problemi dei processi perché non ci sono soldi. È come se io vi dicessi che mi sono comprato una lavastoviglie perché la mia si è rotta e voi mi diceste che la mia lavastoviglie però non funziona come forno a microonde. No, perché mi sono comprato una lavastoviglie, se no mi compravo la lavastoviglie e forno a microonde. Questa legge è la lavastoviglie. Il giorno che si vorrà fare una legge sul forno a microonde si farà una diversa legge che tratterà del forno a microonde. Non metto prima la lavastoviglie o forno a microonde perché ognuno di noi è abituato a dare preferenza all'uno o all'altro elettrodomestico, dipende quanto è bravo al secchiaio. Non sono abituato per mestiere e per formazione di occuparmi del diritto che verrà. Tantomeno sono occupato per formazione a occuparmi del diritto che potrebbe un domani venire. Perché la risposta è molto semplice, potrebbe anche non venire. E quindi finché non lo vedo scritto, di più, finché non lo vedo scritto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore, il diritto resta de iure condendo e quindi non posso fare il processo a quello che è oggi un diritto scritto in base a elementi che dipendono un domani da una scelta discrezionale del legislatore di domani. Io per abitudine non riesco a ragionare in questa maniera. Il futuro è e resta imponderabile a partire dal fatto che io riesca o no a svegliarmi domani mattina. Il fatto che ci sia un punto della legge in cui si consente che alcuni PM possano diventare magistrati giudicanti per meriti insigni non ha niente di diverso dal fatto che anche oggi perfino alcuni professori universitari possono diventare magistrati per meriti insigni. Figuratevi, se accolgono il povero professore universitario nel corpo della magistratura per meriti insigni, non vedo perché un domani non potrebbero accogliere un loro ex collega, oggi con carriera separata, che ha svolto fino a prima le funzioni di PM, ma ha i meriti insigni. Il passaggio è dato dal merito insigne, non da chi è colui che passa. La famosa Costituzione della Corea del Nord
è famosa perché me la citano ogni volta che parlo del referendum. È vero, ci sono costituzioni dittatoriali, pesantemente dittatoriali, ferocemente dittatoriali, che scrivono tutte la stessa cosa. La magistratura è un corpo indipendente e autonomo. Peccato che siano costituzioni dittatoriali. Noi abbiamo nella nostra Costituzione un piccolissimo anticorpo alle disposizioni scritte da cui si ricavano norme che lì non sono efficaci, ma qui sì, perché noi abbiamo la fortuna di avere una Costituzione forte in quanto difesa dalla Corte Costituzionale. Talmente forte e talmente Corte Costituzionale che, come vi ho detto prima, è in grado anche di dichiarare, se lo ritiene, la illegittimità costituzionale di una legge costituzionale. Sembra un gioco di parola, ma non lo è. È il fatto di avere la Corte come giudice del Parlamento che rende la nostra Costituzione forte, non quello che sta scritto in una Costituzione dove non c'è un giudice del Parlamento. E quindi da noi l'effettività del valore di ciò che c'è scritto non sta nella scrittura, sta nell'esistenza del giudice di ciò che è scritto. La magistratura, un corpo e un'anima, dice la professoressa Montanari, che vorrebbe che restasse tale, con la unica cultura della giurisdizione. Ma dove sta scritto che un domani l'insieme dei pubblici ministeri o di coloro che si occuperanno di fare il magistrato requirente non debbano possedere la cultura della giurisdizione? Da cosa è fatta la giurisdizione oggi? Che sia penale, civile, amministrativa, tributaria, contabile, qualunque giurisdizione, da cosa è fatta? Da coloro che la esercitano. Da coloro che la esercitano, e nel caso di cui stiamo trattando, da coloro che la esercitano a seconda della carriera che avranno e della funzione che saranno chiamati a svolgere. Ma non è che siccome io separo le carriere, separo le culture. Non vedo perché dover arrivare a una conclusione di questo genere. Doppio CSM non mi sconvolge per niente. Non mi sconvolge perché è vero, che, come dice la professoressa Montanari, che nell'attuale testo della Costituzione l'organo CSM segue alla proclamazione dell'autonomia e oggi segue l'organo CSM, domani seguiranno gli organi CSM al plurale. Non vedo che cosa cambi. Anche quando il Costituente ha messo mano all'articolo 117 prima del cambiamento del 2001, aveva scritto determinate cose in capo alle regioni che sono state cambiate nel 2001. Non è che non si possa cambiare perché bisogna tenere fermo ciò che è stato scritto nel 1947 ed è entrato in vigore nel 1948. Ci sono esigenze che cambiano con il cambiare dei tempi. Il problema della malattia di taluni atteggiamenti derivanti dall'uso indiscriminato del potere correntizio nel 1947 non c'era. Punto. È un quid che si è venuto sviluppando dopo. E per porre riparo a quello che viene visto come un problema, poi può esserlo, può non esserlo, ognuno di noi lo deciderà nel mondo. È un problema di affrontare una questione nuova e se si deve fare cambiando la Costituzione, se si può, lo si fa cambiando la Costituzione. Proprio perché, come diceva correttamente la mia collega Montanari, la magistratura è un potere diffuso, che vuol dire che tutti i magistrati stanno sullo stesso piano. Non esiste una gerarchia in magistratura, sono tutti uguali, sono separati solo per la funzione che svolgono. Tanto è vero che tutti possono essere potere dello Stato di fronte alla Corte Costituzionale. L'estrazione a sorte avverrà tra tutti. Non li posso distinguere e quindi estrarrò a sorte tra tutti. Piace il meccanismo? Non piace il meccanismo? L'unica cosa che vi dico è che è un meccanismo previsto dall'ordinamento italiano a livelli altissimi. Il giorno che il Presidente della Repubblica dovesse commettere uno dei due reati previsti in Costituzione, verrà giudicato dalla Corte Costituzionale 15 soggetti, integrata da 16, a casa mia vuol dire la maggioranza,
estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Io ho quel tipo di tribunale previsto per giudicare il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione e devo autodirmi che l'estrazione a sorte è un mistero della fede. Tribunale dei Ministri, cambiamento della Costituzione, istituzione di un tribunale per i reati ministeriali, giudici estratti a sorte, corti di assise, reati gravissimi come l'omicidio. Io vengo sottoposto a un processo perché pensano che io abbia ucciso qualcuno, chi mi giudica? 2 togati, ma la maggioranza sono soggetti come me, estratti a sorte da un elenco. Allora, a me l'idea che l'estrazione a sorte sia il male assoluto, io non riesco a mandarla giù. Dopodiché, ripeto, ognuno è libero di pensarla come crede, ma non vedo nel meccanismo dell'estrazione a sorte, pensato come rimedio a un male che c'è, un quid di assolutamente impensabile. L'unica volta che ho letto in questi giorni, lo dico perché mi ero ripromesso di non dire niente di contingente, una cosa. L'unica volta che ho letto le parole "evviva il sorteggio", le ho lette scritte da un magistrato che è stato vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Evidentemente è un problema che non riguarda solo coloro che non sono magistrati. Grazie. Ha accennato a criticità della proposta di riforma riguardanti il ruolo dell'alta corte disciplinare e anche qui alle sue modalità di determinazione. Lascio la parola se vuole. Mi sono subito pentiti che avevo fatto parlare per l'ultimo. Stiamo invertendo. Anche qui faccio un breve accenno ai numeri. L'alta Corte di Giustizia viene giustificata perché ci sarebbe quella che viene definita una giustizia domestica, e cioè eccessivamente morbida e compiacente nei confronti dei magistrati che sbagliano. Questi sono i dati della consigliatura del CSM letti all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Dall'inizio della consigliatura ad oggi la sezione disciplinare ha trattato 236 procedimenti disciplinari in 3 anni, 151 dei quali avviati dal procuratore generale e 85 dal ministro della giustizia. Quindi già vedete che il procuratore generale non è così compiacente, o almeno nemmeno. Si sono avute 82 sentenze di condanna, di cui 8 rimozioni dall'ordinamento giudiziario e non so quante altre categorie possono vantare, e 94 sentenze di assoluzione, di cui 43 per scarsa rilevanza del fatto è stata introdotta nell'ordinamento giudiziario 631 bis codice penale, fatto ieri, e 51 per esclusione degli addebiti. Sono quindi 94 sentenze di condanna di una giurisdizione domestica, compiacente, morbida, illecita, prona ai voleri delle associazioni. Ora, queste sentenze possono essere impugnate sia dal procuratore generale della Cassazione che dal ministro della Giustizia, che ha usato un'espressione un po' forte nei confronti del CSM. Sapete quante impugnazioni ha fatto il ministro su 94 pronunce e assoluzione domestica, quindi compiacente, morbida? 8. E allora o il ministro ci dice che lui non ha il tempo di leggere, ma ha uno staff di persone che conosco alcune molto valide, o evidentemente le 94 sono state ritenute congrue tranne le 8 che sono state impugnate. Si dice il sorteggio è necessario perché c'è stato il caso Palamara. Certo, c'è stato il caso Palamara, il presidente Legnini parlò, si usciva di poco dal Covid, da poco del Covid, disse: noi abbiamo avuto al CSM una nostra quasi privata epidemia. E Palamara infatti è stato radiato dalla magistratura. Si dice, però ce n'erano tanti, io ne conosco anche qualcuno che colleghi che
magari hanno sollecitato non per se stessi, per altri che hanno ricevuto la loro funzione, la loro sanzione. Tra i magistrati che erano stati sottoposti a giudizio perché molto vicini a Palamara con delle chat, dei messaggi un po' compromettenti, uno di questi, l'ex presidente della Corte d'Appello di Potenza, aveva pendente una richiesta di procedimento disciplinare con richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale. Non posso sapere come sarebbe venuto l'esito, come si sarebbe concluso il processo, perché evidentemente nessuno può saperlo. So come si è concluso, con un non luogo a provvedere, perché è stata posta fuori dell'ordine giudiziario in quanto distaccata presso un altro organismo dello Stato. Provate a indovinare qual è questo organismo dello Stato e chi è che ha chiesto il collocamento fuori ruolo. Un giurista che risponde al nome di Carlo Nordio e non è un'omonimia col ministro. Allora si può sparare a zero e poi dire ma io questa me la chiamo al ministero? Questo dovrebbe insidiare un po' la solennità di queste argomentazioni molto forti, ripeto, dialetticamente del ministro contro il sistema parlamentare. Il sorteggio non si fa, spero che non ci siano residui appassionati del mondo delle bocce, nemmeno per il tesoriere, i casi che ha in maniera molto efficace richiamato il professor Mazzaroni sono due casi estremi: il capo dello Stato che viene sottoposto al giudizio per uno dei due reati, che è cosa diversa dal dire sorteggiamo. Questo rivela tra l'altro una, mi spiace dirlo senza offesa per nessuno, una incompleta conoscenza delle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, che non si occupa, perché ho sentito dire, qual è il problema? Un magistrato che ha superato il concorso e che ti può dare 30 anni sarà più capace di dire se devi andare da Catania e Messina. Ma non è solo questo, il CSM emana una serie di circolari molto ponderose e cospicue per salvaguardare un principio di natura costituzionale, quello del giudice naturale precostituito dalla legge, per cui prima che tu commetta un reato, prima che tu ti ponga in una certa situazione, si sa già, nel senso che non c'è il nominativo, ma si sa già quale sarà il giudice, e quindi ci sono queste tabelle sia distrettuali che infradistrettuali che sono fondamentali. Ma poi com'è che si fanno le valutazioni dei giudizi? Perché a Roma non lo sanno se Buonocore arriva puntuale all'ufficio, se tratta la gente in maniera sgarbata, se arriva impreparato in udienza. Chi lo sa? E lo sa il Consiglio Giudiziario, che è un organo decentrato del CSM presso ogni Corte d'Appello, e non è un colpo di mano militare dei magistrati, è previsto da un decreto legislativo che, sono davanti a studenti di giurisprudenza, è un atto avente forza di legge. Gli organi: presentazione delle liste di elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari con le correnti, assegnazione dei seggi. Allora o si dice ci eravamo dimenticati dei consigli giudiziari, adesso sciogliamo i consigli giudiziari e sorteggiamo anche i componenti dei consigli giudiziari, però vi rendete conto che a questo punto si può sorteggiare di tutto, anche un pubblico ministero, anche un professore, non si può sorteggiare tutto disperatamente. Quindi come si concilia la vituperata esistenza di correnti sconfitte dal sorteggio con l'esistenza poi di un meccanismo di elezione con presentazione delle liste correnti a livello locale? Solo quello può sapere se il giudice arriva puntuale in udienza e rispetta le parti. E guardate che nei consigli giudiziari c'è una cospicua presenza di avvocati, i quali non possono influire direttamente sul parere che si dà, ma possono segnalare
hanno innanzitutto il cosiddetto diritto di tribuna, cioè assistono e quindi sanno se io faccio l'occhiamento questo della mia corrente dagli parere favorevole, ma soprattutto hanno la possibilità di introdurre elementi conoscitivi, ovviamente non buono cuore simpatico o antipatico, ma io ricordo una volta è stato segnalato che un giudice incautamente e sbagliando, dopo aver sollecitato il difensore a consentire alla lettura del verbale piuttosto che sentire il test, e l'avvocato giustamente e legittimamente si era rifiutato, aveva scritto che di questo si sarebbe tenuto conto nella quantificazione del trattamento sanzionatorio. Una follia. Questo è stato segnalato al Consiglio giudiziario e non è stato espresso parere favorevole. Quindi partire dal presupposto che il caso Palamara, che è spregevole, che è vituperevole, che ha compromesso la residua immagine della magistratura, può essere elevato a sistema. Guardate, l'avvocato Vandelli è stato difensore del 7 aprile, poi di Maniero, con un coraggio civile ed etico molto forte, che io ho ammirato e che lo conosco, ha ammesso che purtroppo si era fatto condizionare da Maniero quando andava nei colloqui difensivi, e addirittura di aver recapitato messaggi che da Maniero andavano agli altri associati, di cui tanto è stato condannato per concorso esterno in associazione. Questo che significa? Che siccome un avvocato ha violato per una serie di colloqui in carcere le norme deontologiche e penali, aboliamo i colloqui dei difensori con gli imputati, ma giammai una cosa del genere. Non si può legiferare sul caso specifico ogni volta, come hanno fatto con Rogoredo. Hanno fatto una normativa, io ho qua il testo, che è un ossimoro, perché si dice quando si iscrive il nominativo, cioè all'inizio dell'indagine, è evidente all'inizio dell'indagine, non è niente, a volte neanche alla fine dell'indagine, come il caso Garlasco, sì. Ma non si può dire, perché? Perché si legifera emotivamente sul caso singolo. C'è Palamara, allora sorteggio. Voi vi immaginate il capo dello Stato che va a presiedere un consiglio superiore formato da giovanissimi magistrati di nessuna esperienza, di nessuna capacità. A questo punto diciamo che un buon chirurgo in sala operatoria viene sorteggiato e diventa l'amministratore, il direttore sanitario di un ospedale. Sono due cose completamente diverse. Quindi io capisco, io forse mi accadono troppo, anche se la cosa, ripeto, non mi riguarda, ma avendo fatto dignitosamente per 45 anni questo mestiere, non posso accettare che si dica siccome c'è Palamara, allora sorteggio e chi si è visto, perché francamente trasforma la magistratura nei figli di un dio minore, perché gli avvocati, giustamente nella figura suggestiva del triangolo isoscele, il giudice su e i due con i due fratelli giù, se li eleggono i loro rappresentanti, i commercialisti, i medici, tutti eleggono i propri rappresentanti, noi diventiamo una specie di minus sapentes che sono talmente immaturi da non poter eleggere i propri rappresentanti e affidarsi alla buona sorte che sorteggi magistrati esperti, qualificati, di una certa anzianità o altro. Allora, io immaginavo che sarebbe andata così quando ho detto se non stavo tirato per i capelli, ma non perché abbia noti profetiche, ma perché ne stiamo facendo tanti di questi incontri. Io, il pendolo mio va da Jesolo a Pavia, quindi tutto il nord lo stiamo battendo. Quindi 3 cose a mo' di premessa, poi passiamo a parlare della responsabilità disciplinare. Primo luogo, questo referendum non è un test di simpatia o antipatia nei confronti del governo. Questo diciamo una volta per tutte. A me non piace quasi nulla di quello che fa il governo, non avrei messo neanche Venezi alla Fenice. Ma non è questo il discorso da fare. Dobbiamo guardare il contenuto delle norme. Secondo punto,
2 CSM separati senza alcun punto di contatto. Ma guardate che questo è il modello portoghese, che è quello a cui si ispira la nostra riforma. Carriere separate, 2 CSM diversi, sono presieduti tutti e 2 dal Presidente della Repubblica, quindi capiterà, se ce ne sarà bisogno, che di una riunione comune. Capita per i condomini, assemblee di condominio, si va al super condominio, figurati se il Presidente della Repubblica non può convocare assieme i 2 CSM, se ce ne fosse bisogno, a fronte di un attacco che investe la magistratura nel suo complesso. Perché se guardiamo ad esempio queste scellerate dichiarazioni, devi contestare tentato omicidio e non lesioni, oppure non puoi concedere gli arresti domiciliari, devi tenere in carcere, si attacca una volta al PM, una volta al giudice, quindi è giusto nella logica della riforma che risponda con una pratica tutela, una volta il CSM dei giudici e l'altra volta il CSM dei pubblici ministeri. Il richiamo a modello portoghese ci fa capire un'altra cosa. In Portogallo è dal 74 che i pubblici ministeri sono separati dai giudici e sono indipendenti, più di 50 anni, quindi non è così scontato che si venga attratti dal potere esecutivo. Tutto può succedere anche che Trump, dopo aver acquistato la Groenlandia, acquisti anche l'Italia, e allora certo precedendo i 2 CSM ci farà dei danni, ma se restiamo in un'ottica di normalità, tutti questi sono discorsi congetturali, previsioni catastrofiche che per fortuna non dovrebbero verificarsi. Terza cosa che proprio, insomma, la devo dire, la famosa cultura della giurisdizione. Ora le parole sono importanti. Se la giurisdizione vuol dire ius dicere, allora la cultura della giurisdizione ce l'ha soltanto il giudice. Se giurisdizione invece vuol dire amministrazione della giustizia, ma allora non ci sono solo giudici e pubblici ministeri. Un tavolino con 2 gambe non sta in piedi. Allora è un discorso a 3 in cui ci sta anche il difensore. Qua, prima parlavamo degli anni 70, mi avete fatto tornare bambino, quando c'era il film di Sergio Leone, il brutto, il buono, cattivo. Noi abbiamo una visione del processo per cui c'è il giusto che è il giudice, il buono che è il pubblico ministero e il cattivo che è l'imputato e la sua difesa. Scusate, ma non è una visione della giustizia penale conforme a uno Stato liberale, conforme alla presunzione di non colpevolezza. Accusa e difesa sono, come vi ho detto, non perfettamente simmetriche, ma devono essere sullo stesso piano. E poco importa il fatto che il modo di comportarsi nel rispetto alle leggi può essere diverso. Poco importa proprio perché è ovvio che una parte è pubblica e una è privata, ma tutte e 2 hanno una cultura del giudizio giusto che non si può costruire tenendo la difesa come un incomodo. Veniamo a parlare del problema della responsabilità disciplinare e della opportunità di istituire un'alta corte. Anche qui io vedo un problema sotto il profilo logico, che di nuovo è elefante nella stanza, nessuno ne parla, e un problema invece concreto, contingente, pragmatico. Il problema logico è questo. È possibile che il magistrato incolpato venga giudicato da persone che lui stesso ha eletto? Non è tanto bello, non è tanto elegante, perché se il CSM, poi una sezione del CSM, se guardiamo la Costituzione dovrebbe essere il CSM nel suo complesso, la sezione si è solo inventata a un certo punto, ma fa sì che ci sia questo problema. E se io sono della corrente che ha messo quel magistrato in un certo posto, quando lo devo giudicare ammetterò sì, ho sbagliato, non doveva essere lui, tant'è vero che si è comportato male e lo tratto con severità, o piuttosto adotto un atteggiamento benevolo. E qua veniamo invece al problema concreto. Intanto qua c'è stata quella piccola gaffe del presidente dell'ANM che va a sbandierare i dati di questa commissione sulla giustizia dicendo siamo molto meglio della Spagna e della Francia, poi si scopre che la Spagna non aveva trasmesso metà dei dati, cioè c'erano solo i giudici, non c'erano i pubblici ministeri, e che anche le altre statistiche non erano da leggere nel senso che riteneva Parodi. Ma non è questo il punto, non è che vogliamo che la giustizia disciplinare italiana sia la più severa di tutte. Il punto è questo, che abbiamo tantissimi esposti che vengono semplicemente archiviati dalla Procura Generale. Il Consiglio di Stato ci dice
È un procedimento giurisdizionale, non valgono le regole sull'accesso agli atti, quindi non sappiamo perché sono state archiviate. Tolto questo, che è il 95% dei casi, in quei pochi che rimangono, se li prendiamo a campione, qualcosa di strano c'è. Cioè non c'è la stessa severità che si adotta nei confronti del cittadino. Vi faccio un esempio, senza far nomi, siamo nell'altra parte del nord Italia, non nel nord-est, nel nord-ovest. Magistrato, presidente di un collegio, che arriva in udienza, legge la sentenza di condanna prima che la difesa abbia discusso. Appioppa 11 anni per una violenza sessuale domestica. Gli fanno notare, dobbiamo ancora parlare, dice va bene, strappa la sentenza, adesso parlate. Per fortuna ottengono che il collegio venga cambiato. Si ha un procedimento disciplinare, in prima battuta viene irrogata la sanzione della censura, cioè un buffetto che non ha molte conseguenze pratiche, si impugna e si va a dire guardate, probabilmente c'era una situazione di stress per eccessivo carico di lavoro e quindi anche la censura non è proporzionata. Ora, ma vi immaginate di fronte, che so io, al camionista che investe una persona, andare a farla assolvere dicendo era in una situazione di stress, ecco, perché litigava con la moglie e quindi dobbiamo tenere conto di questo. Purtroppo questa sensazione dei due pesi e due misure, mettiamo poi che sia sbagliato, nel paese è diffusa, qualcosa bisognerà fare. Altri dati anche, sapete che, almeno i miei studenti lo sanno, gli altri insomma non è difficile da capire, esiste l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, cioè quando lo Stato si accorge che la libertà di una persona è stata ristretta in assenza dei presupposti. Nel periodo per cui dà l'ispettorato del Ministero di Giustizia, dai dati che va dal 2017 al 2025, abbiamo 6.500 casi, che non sono pochissimi tra l'altro in assoluto, ma questo lasciamo stare. Ora, sapete quanti procedimenti sono stati iniziati per questi 6.500 casi e in quanti casi si è arrivati a un esito di qualche conseguenza nei confronti del magistrato che, non interpretando male le norme, ma dimenticandosi qualcosa, non leggendo bene una prova e via dicendo, ha determinato una situazione di ingiusta detenzione, sono numeri, a fronte ai 6.500, sono numeri che insomma stanno in due mani proprio a guardare anche gli esiti più lievi. 10 sanzioni disciplinari su 6.500, siamo a livello di questo tipo. Allora, questo non vuol dire che debbano saltare le teste, non vogliamo destituzioni, rimozioni all'ordine giudiziario, però una qualche minima conseguenza. Abbiamo sentito parlare delle valutazioni di professionalità. È vero, c'è tutta questa macchina che parte a livello del Consiglio giudiziario e arriva, ma nei fatti il 99,2% dei magistrati fa lo scatto di anzianità, passa al livello successivo. E anche lì forse insomma, bisognerà rivedere qualcosa. Faccio un esempio stupido, il nostro Ateneo dice che chi non partecipa al 70% delle riunioni degli organi collegiali, così, non può avere lo scatto in carriera. Io non partecipo al 70% perché vivo lontano, sarebbe troppo faticoso per me, e pazienza, non ho questo scatto di carriera, sopravvivo lo stesso. Penso che un meccanismo di questo tipo potrebbe essere fatto valere anche all'interno della magistratura, perché se no c'è scollegamento rispetto alla situazione del paese reale. Ci sono anche dei dati molto importanti che fotografano il livello di fiducia di cui gode la magistratura nei vari paesi. E l'Italia non è messa benissimo, C'è Finlandia e Austria, non è messa benissimo. Ci sono altri paesi che hanno appunto valutazioni molto più alte delle nostre. Io penso, proprio per restituire quella dignità e quella funzione importantissima, qua bisognerebbe fare un discorso molto più ampio, perché un tempo la giustizia era la funzione più augusta dello Stato, adesso sembra che sia tutta una questione di numeri, di efficienza, di smaltire i fascicoli, appunto. Bisognerebbe fare un discorso più ampio, ma dobbiamo creare anche le condizioni perché tutti noi possiamo nutrire una maggior fiducia, possiamo essere maggiormente orgogliosi della nostra magistratura. E penso che
questo referendum, pur con tutti i suoi limiti, pur a fronte di norme che avremmo scritto in maniera diversa, un qualche segnale lo possa dare. Grazie.